Noi nasciamo nel 2017 sotto un invito dell'attuale presidente Giovanni Messina, che mi chiama per costruire la squadra, e nasciamo appunto nel 2017 con una precisa mission, che è quella di sviluppare al massimo livello possibile il rugby femminile. Però noi naturalmente non ci occupiamo solamente di rugby femminile, ma iniziamo dai più piccolini, intorno agli 8-10 anni, e facciamo i maschietti, perché nel rugby fino all'under 12, quindi ai 12 anni non compiuti, i ragazzi, e questa per noi è una cosa bellissima, ragazzi e ragazze giocano insieme. Arrivati ai 12 anni compiuti, le squadre si dividono in maschile e femminile. A quel punto entra la nostra peculiarità, che ci concentriamo maggiormente con le ragazzine. Noi intanto ci riteniamo degli educatori e abbiamo scelto questa, una sorta di volontariato, proprio perché riteniamo che i giovani abbiano tantissimo bisogno di educatori, e specialmente in questi contesti forse c'è più bisogno ancora. E questa è stata, la molla che ci ha fatto scegliere di operare in questi ambienti. E noi però dobbiamo dire che già facevamo attività, abbiamo fatto, come ha detto Toti, noi dal 2017 abbiamo fondato questa associazione, ma già proveniamo noi da attività scolastiche, chi fa l'insegnante, chi fa il volontario, chi fa l'allenatore. E abbiamo scelto, ognuno con le nostre caratteristiche, con le nostre competenze, di creare, di metterlo al servizio dei ragazzi. Poi abbiamo scelto il settore femminile perché noi crediamo tantissimo nelle potenzialità delle donne e anche questo aspetto di smitizzare questo sport nostro, che noi che siamo così talmente innamorati, però uno sport visto solo al maschile, non è uno sport visto al femminile, quindi questa è stata una molla che ci ha spinto nei nostri alunni a spingerle a provare queste sensazioni che per noi erano meravigliose, e abbiamo visto che constatato che anche loro hanno scoperto queste bellissime sensazioni.